Sull'autonomia in Senato i giuristi sollevano il problema emendabilità dell'intesa da parte del Parlamento. Intanto il Presidente Zaia scrive nuovamente ai cittadini del Sud. Camorra in Veneto hanno preso il via gli interrogatori di garanzia per gli arrestati nella maxi operazione di polizia e guardia di finanza. Una rapina ad una sala slot di Tencarola lo scorso anno era finita con colpi d'arma da fuoco, ora i carabinieri hanno arrestato un ex affiliato della Mala del Brenta. La polizia di Pordenone ha arrestato una pericolosa banda di ladri responsabili di decine di furti in abitazioni tra Friuli, Veneto e Lombardia, alla base logistica nella Marca Trevigiana. Maxi tamponamento in A22 all'altezza di Nogarore Rocca nel Veronese, un morto e 20 feriti, chiusi diversi caselli, traffico in tilt in entrambe le direzioni. Ladri in azione all'Istituto Cerletti di Conegliano, rubati computer, un cellulare e contanti per un valore di 1.000 euro, ingenti danni provocati dalla banda. Padova intitolerà una via a Norma Cossetto, la giovane vittima delle foibe che nella città del Santo aveva frequentato l'università. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano l'autonomia, perché mentre il Presidente Zaia scrive nuovamente ai cittadini del Sud per metterli in guardia, dice, e invitarli a loro volta a chiedere l'autonomia nelle loro regioni, in Senato i giuristi sollevano il problema emendabilità dell'intesa da parte del Parlamento. Tutto questo nel nostro servizio d'apertura. Cala lo spettro dei ricorsi sull'autonomia. Per i giuristi le intese per il regionalismo differenziato di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna devono poter essere pienamente emendabili dal Parlamento, altrimenti ogni singolo parlamentare potrà fare un ricorso alla consulta sollevando conflitto di attribuzione, come ha indicato una recente ordinanza della stessa Corte. La posizione è emersa a un incontro in Senato organizzato da Liberi e Uguali, a cui hanno preso parte i giuristi Massimo Villone e Gianfranco Viesti. Quest'ultimo non solo ha criticato nel merito le intese finora raggiunte tra il governo e le tre regioni, che causerebbero, ha detto, una disarticolazione dello Stato e dell'unità nazionale, ma ha anche aggiunto che il Parlamento deve poter emendare i testi delle intese. Per Villone i due presidenti di Camera e Senato hanno in mano tutte le decisioni sull'iter parlamentare che deve prevedere la piena emendabilità. Se non si procederà in questo modo, ogni singolo parlamentare potrà sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte. Basta un singolo parlamentare a bloccare tutto, ha affermato Villone. E adesso sentiamo invece quanto ha scritto e quanto dice il governatore del Veneto Luca Zaia ai cittadini del Sud. Ma non si spacca nessuna Italia, noi stiamo semplicemente dicendo è ora della responsabilità. In un paese dove si sprecano 30 miliardi di euro all'anno è ora della responsabilità. Si addensano bugie, falsità, distorsioni più o meno in buona fede, fraintendimenti all'orizzonte dell'autonomia chiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il governatore Zaia riprende carta e penna e scrive nuovamente ai cittadini del Sud Italia: vi scrivo per mettervi in guardia, non lasciatevi ingannare, afferma. Non posso accettare di vedere sui giornali una pubblicità in cui il Nord viene accusato di voler uccidere la sanità del Mezzogiorno, riferendosi al manifesto di qualche giorno fa dell'Ordine dei Medici di Bari. Noi dobbiamo dialogare direttamente con i cittadini del Sud, con la foresta che cresce di persone per bene che non hanno nulla a che fare con chi va a dire che l'autonomia porterà a minor sanità, che l'autonomia porterà guai. Ma senta, mi lasci dire, ma che guai può portare la gestione della soprintendenza in Veneto alla Calabria? O che guai può portare la gestione del demanio Veneto in Veneto alla Campania? O che guai può portare la gestione della valutazione di impatto ambientale dei fatti veneti in Veneto, che so, alla Sicilia? Nulla. Ma qualcuno sta vendendo questa suggestione come la fine di tutte le opportunità per il Sud, ed è scandaloso. E questo mentre le cose al Sud non vanno certo bene. Zaia fa l'esempio della sanità così come è ora. È incredibile, dice, che venga ritenuto normale prendere un aereo per andare a curarsi laddove è possibile. Cosa dovrebbero fare quindi i cittadini del Sud? Io dico, prima pretendi una risposta per quello che oggi non c'è e dovresti avere, caro cittadino del Sud, la devi pretendere dalle tue istituzioni. Due, dici: voglio che anche qui tu chieda l'autonomia, cara mia istituzione che mi governi, perché con l'autonomia ti controllo. Dai 5 Stelle, malgrado i tentennamenti, Zaia non si aspetta bastoni tra le ruote, né interpreta il no all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini come merce di scambio per negare l'autonomia.
Il ministro Salvini non si deve processare, punto e basta, perché non ha commesso reati, a mio avviso, e considero coerente il 5 Stelle che ha detto no al processo. Passiamo adesso alla cronaca. In primo piano il blitz contro la camorra in Veneto dei giorni scorsi, tutti gli aggiornamenti in diretta con Ilaria Marchiori. Buongiorno. Buongiorno da Venezia, torniamo a parlare dell'inchiesta Camorra in Veneto perché continuano ad emergere nuovi particolari. Oggi al via gli interrogatori di garanzia, mentre il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto è andato a colloquio in procura per discutere sul futuro amministrativo del comune di Eraclea. Come sappiamo il sindaco Mirko Mestre è stato arrestato. In questi casi difficilmente le cose le può fare una persona sola, come già avvenuto in altre realtà italiane. Un sindaco, un assessore singolarmente non possono garantire nulla se non c'è la collaborazione di altre persone. Questo quanto dichiarato dal prefetto Zappalorto. Per questo continua è fondamentale che a breve venga nominata la commissione d'accesso per compiere le verifiche ad Eraclea, anche perché da quanto emerso nelle indagini la presenza di questo clan sul territorio durava da tempo. Il prefetto dunque ha già iniziato ad affrontare la questione del comune sul litorale dove appunto è stato arrestato il sindaco. Ha incontrato anche il PM che si è occupato delle indagini, Roberto Terzo, e poi il procuratore capo Bruno Cherchi, mentre la prefettura ha inviato al Ministero dell'Interno la documentazione relativa al comune e all'arresto del sindaco Mestre. È infatti proprio il Ministero che deve nominare la commissione di accesso che poi sarà definita dal prefetto. Commissione che dunque potrà avere accesso a tutti gli atti del comune, sia del sindaco arrestato ma anche degli altri assessori, senza dimenticare i consiglieri e gli impiegati. E poi in base alla relazione finale ci sarà la decisione di sciogliere o meno per mafia il comune di Eraclea. Se ciò avvenisse, lo ricordiamo, come abbiamo anche già detto in questi giorni, sarebbe il primo comune sciolto per mafia in Veneto. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie ad Ilaria Marchiori. Non si descriva Eraclea come se fosse la Palermo degli anni 70, è l'appello degli albergatori del Veneto orientale preoccupati per le possibili ricadute d'immagine dell'inchiesta appunto sulle infiltrazioni camorristiche nel territorio. Mi viene da sorridere quando mi dicono ma la camorra è a Scampia, ma la 'ndrangheta è in Calabria, eccetera. Quelle organizzazioni criminali vanno dove ci sono i soldi. Questi sono a New York, sono a Milano, non potevano lasciare indenne un territorio come il nostro, che è un territorio economicamente indubbiamente ricco e che dà la possibilità di, soprattutto penso al riciclaggio più che altro, dei denari di provenienza illecite. Addolora ma non stupisce il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli l'inchiesta della procura veneziana sulle infiltrazioni camorristiche in Veneto orientale che ha visto tra gli arrestati il sindaco di Eraclea. Qui da noi ricorda una storia dalle origini antiche che risale almeno al rapimento Pasti del 1981. Che ci siano interferenze criminali nel nostro mercato è cosa che sappiamo da tempo. Il problema vero è che queste persone che cadono nelle maglie di queste attività criminali, quello è il termine, di queste attività criminali si estraniano da quella che è la normale competizione. Sono persone generalmente disperate che si aggrappano a questi mezzucci o espedienti per sistemare loro situazioni particolari e tutto fanno fuorché venire a parlarne con le associazioni di categoria. Ovviamente non vanno dalle forze dell'ordine, si figuri se vengono dalle associazioni di categoria. Sarebbe però sbagliato e devastante, avvertono gli albergatori, descrivere il Veneto orientale come un luogo dove la mafia scorrazza liberamente e controlla l'economia del territorio. Non ne facciamo una questione di immagine ma di rispetto per la verità. Eraclea non è la Palermo degli anni 70. Teniamo presente che stiamo parlando di un comprensorio di spiagge che sviluppa 30 milioni di presenze turistiche durante l'estate, stiamo parlando di migliaia e migliaia di aziende, stiamo parlando di un'economia non sostanzialmente sana che ha qualche, è una bellissima pelle con qualche brufolo. Questi brufoli vanno sicuramente estirpati. Non vedo un tumore nelle nostre località. E delle infiltrazioni camorristiche in Veneto, dell'operazione delle forze dell'ordine contro la camorra in Veneto se ne è parlato anche ieri sera nel corso di 20 e 10 insieme all'ospite in studio Roberto Tommasi, referente di Libera in Veneto. Possiamo raccontare, è vero che c'era un appuntamento, lei era stato chiamato a Eraclea per parlare di mafia? Sì, era organizzato, perché?
Ma perché cittadini di Eraclea ci avevano chiamato, perché diciamo, le nostre piccole antenne, piccole che abbiamo nei territori, noi abbiamo circa 20 presidi di Libera sparsi nel nostro territorio, e sentivano il fiato corto, e recandosi nella piazza principale di Eraclea si poteva capire benissimo che metà della piazza era in mano alla camorra, dove c'era quel punto SNAI che voi avete trasmesso anche prima, ecco, tutta quella zona lì, ma anche segnalazioni di pressione nei confronti di alcuni cittadini, di minacce in qualche modo velate, e quindi un invito abbastanza importante un po' all'omertà, un po' a non dire e non dire. Io so di persone che sono state costrette a cambiare di abitazione perché sentivano questo peso. E adesso continuiamo con la cronaca, torniamo ad un anno fa quando nel Padovano a Tencarola ci fu una rapina in una sala slot che finì a colpi d'arma da fuoco e con sedie che volarono. Ora i carabinieri hanno arrestato un ex affiliato della Mala del Brenta. Tutto parte da questa rapina in una sala slot di Tencarola, nell'immediato Interland di Padova. Non certo uno svolgimento standard, data la reazione incredibilmente audace, al limite dell'incoscienza, del gestore cinese contro i rapinatori armati con revolver, ma anche con un'arma lunga, come si vede dalle immagini. Immagini che mostrano anche il momento in cui banditi sparano, banditi tra cui c'era una vecchia conoscenza che ai tempi ruotava attorno ai criminali di Felicetto Maniero, come tanti altri. Nonostante i vari colpi, il gestore cinese non teme nulla, disarma uno dei rapinatori, volano sedie, il tutto in una serie di azioni concitate e veloci, tanto che bisogna rivederle per coglierne tutte le sfumature. Gli investigatori dei carabinieri si erano concentrati sulla figura del 68enne Marco Padovani, dalla lunga e non gloriosa carriera nel serbatoio senza fine, dalla denominazione vaga ma suggestiva di Mala del Brenta. Soggetti che, come raccontano spesso gli investigatori, quello sanno fare nella vita e quello fanno. In questo caso, secondo quanto dicono i militari dell'Arma, Padovani è stato fermato a casa sua dove teneva 9.000 euro in contanti e dove il sostituto procuratore Marco Brusegan gli ha fatto recapitare un'ordinanza di custodia cautelare frutto di riscontri incrociati, pedinamenti e addirittura del DNA di Padovani stesso rinvenuto sull'Arma durante la rapina del 2018. Dei 4 rapinatori, Padovani è proprio quello che nella colluttazione con il cinese perde il passamontagna, e di suoi ritratti all'ufficio fotosegnalamento le forze dell'ordine ne avevano già abbastanza. Operazione della polizia di Pordenone che ha sgominato una pericolosa banda dedita a furti in abitazione, una decina i colpi che sarebbero stati messi a segno tra Friuli, Lombardia e Veneto. Qualcuna l'aveva già soprannominata la banda di Natale perché i colpi li avevano messi a segno soprattutto a ridosso delle feste dell'anno scorso. Manette ai polsi la notte scorsa per 3 pluripregiudicati di origini albanesi che secondo la procura di Pordenone avrebbero svaligiato 33 ville e appartamenti oltre ad altre azioni criminose per un totale di oltre un centinaio di colpi soprattutto tra le province di Pordenone e Treviso. Una banda che aveva base in un'abitazione di Treviso e una di Conegliano dove sono stati effettuati 2 degli arresti. Specializzati nello scasso e nell'intrusione nelle abitazioni, i 3 avevano raccolto un bottino complessivo superiore al €1.000.000 tra orologi, lingotti e monili d'oro e gioielli. Basta l'area di azione dei 3 malviventi, dal Friuli alla Lombardia. Gli investigatori sono partiti dal furto in un'abitazione di Pordenone a ridosso del Capodanno e il traffico telefonico in zona aveva subito insospettito sia sulla presenza dei 3 stranieri sia sulla numerosa serie di telefonate fra loro, tutte partite da utenze attivate a Milano ma con nominativi inesistenti. Una banda specializzata e pericolosa, ha sottolineato questa mattina il questore di Pordenone Marco Dorisio. Infatti, oltre a sottrarre oro e gioielli, in diversi casi i 3 avevano asportato dalle abitazioni diverse pistole e fucili con relativi caricatori. I 3 arrestati ora si trovano in regime di isolamento nel carcere di Pordenone.
Potrebbe essere stata la fitta nebbia a provocare una serie di maxi tamponamenti questa mattina lungo la A22 del Brennero all'altezza di Novarole Rocca in provincia di Verona. Decine le auto e i mezzi pesanti coinvolti. Purtroppo al momento il bilancio è pesante, si parla di una vittima e almeno una ventina di feriti, alcuni anche in gravi condizioni trasportati nei vari ospedali del Veronese. Diversi caselli autostradali che sono stati chiusi tra Carpi, nel Modenese e Verona. Traffico bloccato in entrambe le direzioni di marcia, visto che i tamponamenti sono infatti avvenuti sia nella carreggiata nord che in quella sud tra Carpi e l'allacciamento dell'A4. Furto all'Istituto Cerletti di Conegliano, in provincia di Treviso, circa 1.000 euro il bottino. Ladri in azione nella notte tra martedì e mercoledì nel campus dell'Istituto Enologico Cerletti di Conegliano. I banditi sono entrati nei diversi edifici, nella sede centrale della scuola, nella bottega del vino, nella zona dell'area nord e nel ristorante dell'Enoteca Veneta. Scassinati anche i distributori automatici di merendine e bibite alla ricerca di denaro. La banda ha evitato di entrare nelle aule universitarie e dovrebbe potuto essere ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Un colpo studiato nei minimi particolari da una banda che probabilmente sapeva come muoversi e che non ha lasciato tracce. Alla fine i malviventi sono fuggiti con un bottino di circa 1.000 euro, rubati contanti, 4 computer e un cellulare, ma i danni causati dall'azione dei ladri potrebbe essere ben superiore a quanto portato via. Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri di Conegliano per identificare i colpevoli. Latitante da circa un anno, fermato dai carabinieri di Mira, ci racconta tutto in diretta Anna Maria Parisi, buongiorno. Sì, buongiorno da Mira, dove si è conclusa l'operazione seguita da tempo dai carabinieri della tenenza del posto, con un ricercato da febbraio dell'anno scorso, quando il Tribunale di Bustersizio, in provincia di Varese, aveva messo a carico del pregiudicato un provvedimento di cattura, ma ieri i carabinieri della tenenza di Mira, come detto, lo hanno arrestato. Si tratta di un 38enne magrebino, Hansi Ibrahim, questo è il suo nome, irregolare sul territorio nazionale senza fissa dimora. Pregiudicato, dicevo poco fa, per questioni di spaccio. E lo spacciatore infatti era ricercato da tempo, anche perché doveva scontare ancora più di 2 anni di reclusione. Ieri i militari dell'Arma, dopo averlo seguito per diverso tempo, anche in abiti civili, per non dare nell'occhio, lo hanno fermato e fotosegnalato, essendo l'uomo privo di documenti. E l'esito ha confermato con certezza l'identità del pusher che al termine delle formalità di rito è stato quindi accompagnato presso il carcere di Venezia, dove adesso dovrà espiare la pena residua definitiva pari, come dicevo prima, a 2 anni, 10 giorni di reclusione, oltre alla corresponsione di una multa di 25.000 euro per spaccio di sostanze stupefacenti documentate a Milano e a Varese. E da Mira è tutto, in linea, può tornare allo studio. Buon lavoro anche ad Anna Maria Parisi. A metà marzo il capo dello Stato, Sergio Mattarella, tornerà in Veneto, prima tappa a Longarone, ma il Presidente della Repubblica potrebbe spostarsi poi nei territori della montagna bellunese devastati dal maltempo di fine ottobre. L'ultima visita nella nostra regione del Capo dello Stato risale al 2017, quando Mattarella arrivò a Venezia. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta per andare a Padova, perché il Comune ha deciso che intitolerà una via della città a Norma Cossetto, la giovane vittima delle foibe che nella città del Santo aveva frequentato l'università. Il Comune di Padova onorerà la memoria di Norma Cossetto, la giovane studentessa del Bo vittima delle foibe, intitolandole la strada che congiunge Viale Codalunga con Piazzale Stazione. Il provvedimento approvato dalla Giunta su proposta dell'assessore alla cultura Andrea Colasio è, secondo il sindaco Sergio Giordani, un gesto all'insegna della riconciliazione e per la memoria di un fatto drammatico della nostra storia, un gesto lontano da qualsiasi polemica e strumentalizzazione. Un atto, ha aggiunto Giordani, che oltretutto ne segue altri, a partire già dal 1949, quando l'Ateneo Padovano conferì la laurea ad honorem a Norma Cossetto, fino alla medaglia d'oro al valor civile conferita nel 2005 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
Solo in Veneto gli interventi per bonificare bombe della prima e seconda guerra mondiale sono stati 368 negli ultimi 13 mesi. Continua il nostro viaggio con chi non smette di combattere questa particolarissima guerra. Quello che state vedendo dalle riprese del drone è in realtà l'immensa area dove il terzo reggimento Guastatori sta mettendo in sicurezza e sta per far detonare gli ordigni. Sono operazioni che vengono ripetute decine e decine di volte l'anno, perché ancora adesso le nostre regioni fanno rinvenire un notevole numero, migliaia di ordigni praticamente ogni 12 mesi. L'escavatore mostra quanto si è dovuto scavare per ottenere un fornello sufficiente ad evitare che le schegge andassero ovunque e come nonostante 4 metri di profondità l'esplosione sia stata così visibile, perché sia chiaro chi deteneva in casa questo materiale pensando di fare magari collezionismo quasi innocuo, in realtà avrebbe potuto radere al suolo la sua casa e quelle vicine. E solo l'attenzione professionale di operatori come quelli del terzo reggimento Guastatori può mettere in sicurezza una tale quantità di ordigni. Innanzitutto, perché si usa questo? L'esplosivo è una sostanza chimica che da solo non riesce a fare boom, ha bisogno di un qualcosa che gli arriva dall'esterno. Tutti gli eserciti al mondo hanno in dotazione delle micce. Le micce non sono altre che come un rubinetto dell'acqua. Il rubinetto dell'acqua che mi serve per portare un tubo dell'acqua, mi serve per portare dell'acqua da un rubinetto verso dove voglio arrivare io col tubo. La miccia funziona alla stessa maniera, abbiamo 2 tipi di micce in dotazione all'esercito italiano, miccia a lenta combustione e miccia detonante. Questa nel nostro caso è una miccia detonante. Per intenderci, le decine di proiettili italiani e austriaci che un avventato signore teneva in casa a Crespano erano del tipo sparato da cannoni come questi, 75 o similari, quelli che trovate di fronte a decine di monumenti ai caduti della Grande Guerra, come questo sull'Isola dei Morti, sul Piave. E a proposito dell'Isola dei Morti, non più tardi di una dozzina di giorni prima gli stessi operatori avevano fatto brillare un'enorme granata da 380, quei giganti da 750 kg con cui gli austriaci tentavano di bloccare il passaggio sui ponti di barche nell'offensiva di Vittorio Veneto. Per essere chiari, solo a gennaio il terzo ha compiuto 20 interventi del genere, di cui 14 solo nella provincia di Treviso, ma il Comando Forze Operative Nord in tutto il Veneto nel 2018 ha fatto 348 interventi e dal Comando di Padova, da cui dipendono ben 8 regioni, 1350 bonifiche per un totale di 8180 ordigni. Voltiamo pagina. Nonni insegnano ai bambini delle scuole padovane ad andare in bicicletta seguendo le regole della circolazione stradale. 3.000 quest'anno i partecipanti a Padova. Pettorina gialla, caschetto, pronti via. Piccoli ciclisti imparano a sfrecciare sulla bici aiutati da un gruppo di nonni che spiegano loro le regole da osservare quando si corre su una 2 ruote. A Padova, nell'area messa a disposizione dall'Opera Immacolata Concezione, conosciuta da tutti come il Pistodromo, ormai si è giunti alla 7ª edizione del progetto didattico intergenerazionale che unisce nonni e alunni delle classi elementari padovane. Per quest'anno scolastico saranno quasi 3.000 i piccoli partecipanti. Lezioni di sicurezza stradale, buone pratiche da osservare, così i nonni accompagnano divertendosi i bimbi ai primi approcci con la bicicletta. Fare i nonni per i bambini è una cosa meravigliosa, guidarli nelle piste che abbiamo qui a Ricci è un sogno per i nonni. I bambini sono educati e ci danno anche tante soddisfazioni perché ringraziano tanto, specialmente quelli che non sanno andare, e quando si rendono conto di aver appreso qualcosa di diverso sono molto soddisfatti. La funzione di questo progetto che Padova porta avanti dal 2012 è duplice. Da un lato ci sono i piccoli ciclisti che apprendono le regole della buona circolazione, dall'altro i nonni si sentono importanti e sono attivi. Stanno all'aria aperta anche quando fa freddo e quindi ecco, si sentono come una volta, no? Ringiovaniscono, stanno con i bambini, hanno una grande soddisfazione. Regole che poi saranno utili anche da grandi. La distrazione infatti è una delle cause maggiori di incidenti, ricorda il comandante della polizia locale di Padova. Sicuramente c'è ancora bisogno di acquisire consapevolezza anche nell'uso del velocipede, per esempio, che molti continuano a considerare un non veicolo, oppure anche nell'utilizzo indiscriminato di questi smartphone. È tutto, vi lascio ad ore 13, questa sera torna a 20:10, ospite in studio Fabio Bui del Partito Democratico. Ora previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti.
Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto cielo sereno al massimo, poco nuvoloso, specie sui settori alpini. In pianura saranno possibili foschie e nebbie persistenti durante l'arco della giornata. Temperature minime comprese tra 2 e 5 gradi, massime oscillanti tra gli 11 e 12 gradi. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia. Lo scenario sarà molto simile. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sui settori settentrionali. Al mattino possibili foschie e nebbie anche persistenti su pianura e costa, senza precipitazioni degne di nota. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime oscillanti tra i 10 e i 14 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Condizioni di tempo stabile e soleggiato soprattutto al mattino. Dal pomeriggio invece la nuvolosità sarà in aumento un po' ovunque, ma sempre senza piogge. Temperature minime comprese tra -1 e 0 gradi, massime comprese tra 16 e 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.